Buonasera a tutti, abbiamo unito i lavori di questa seduta consigliare, partiamo dal cappello. Dio Luciano, Piero Sabrina, assente, Dorigo Matteo, assente giustificato, Guglielmini Pierino, assente, Gusto Francesco presente, Anselmo Luca, assente, Renato Pellegrini Lorenzo, assente, Dusso Alessandra, presente, Marchesano Rocco, presente, Bortoluzzo Fabrizio, presente, Tonon Fabrizio, presente, Noia Giovanni, Zanon Antonio, assente, Giro Marco, Moino Alessandro, Paolo Marco, prima, e Commisso Giovanni. Lascio la parola al Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Domani il Sindaco è in grado di concludere le consultazioni che non ha ancora potuto concludere per il fatto che 2 consiglieri comunali si trovano all'estero da 15 giorni e solo domani, a quanto comunicato all'amministrazione, rientreranno. Mi riferisco ai consiglieri Tesio Sabrina e Lorenzo Pellegrini. Completate domani le consultazioni, entro la fine di questa settimana sarò in grado di sciogliere la riserva e quindi di presentarmi al Consiglio Comunale o per comunicare che vi sarà una nuova giunta attraverso un cambiamento che rafforzi l'amministrazione, oppure per comunicare che non ci saranno più le condizioni di governo. Grazie Sindaco. Se ci sono delle interpellanze, qualcuno si da presentare? No, allora, consigliere Tonon. Presidente, si scusi, non è una cosa che è totalmente addentro ai lavori del Consiglio Comunale, siccome lo scorso 25 novembre ci siamo un po' dimenticati di celebrare la giornata contro la violenza alle donne, e visto che stasera ci troviamo qui riuniti e credo
tutta la città di Caorle, ma sia un'espressione anche del Consiglio Comunale, di rendere omaggio e profonda gratitudine a un uomo, un grande uomo, che qualche giorno fa è mancato, è morto, ed è Nelson Mandela. Ritengo che rendere omaggio e profonda gratitudine a un uomo di questa levatura, con la sua grande umiltà e umanità, si è battuto per il rispetto dell'uomo, ma un'altra cosa che io ritengo fondamentale anche per la riconciliazione tra gli uomini. Quindi è con questo lo spirito che chiedo a lei di poter esprimere un messaggio appunto di profonda gratitudine a questo uomo che è stato Nelson Mandela. Grazie consigliere Tonò. Se volete facciamo un minuto di silenzio per il ricordo. Ricordo in piedi. Diamo ora inizio al Consiglio Comunale. Iniziamo con le interpellanze. Diamo risposta alla prima interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, dal titolo Sportelli unici, conferenze dei servizi, modifica regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione. La risposta al Sindaco. Si dà risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica per il cambiamento dal titolo Sportelli unici, conferenze dei servizi, modifica regolamenti edilizi e le norme tecniche di attuazione. L'interpellante pone una serie di quesiti che necessitano di risposta suddivisa, avendo ad oggetto parte questioni legate all'iter procedurale e parte alle norme sostanziali di regolamentazione. Con riferimento anzitutto allo sportello unico, la vigente disciplina in materia di SUAP è regolata dalla legislazione nazionale DPR 160 del 2010, da quella regionale, recentemente rivisitata dalla legge regionale 55 del 2012 e per quanto non superato dalla circolare n. 16 del 2001. La suddetta normativa ha la funzione di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con riferimento alle attività di impresa, utilizzando il canale preferenziale che fa capo unicamente al Comune in materia di attività produttive. Più precisamente, l'istituto dello sportello unico consente la localizzazione degli impianti di beni e servizi, la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive. Vengono poi operate delle distinzioni tra gli interventi edilizi conformi allo strumento edilizio e quelli che comportano varianti allo strumento urbanistico generale o quelli da realizzare in deroga. Le procedure sono strettamente codificate e prevedono il ricorso alla conferenza di servizi. Tuttavia, l'utilizzo della deroga e o della variante non è un atto dovuto dall'amministrazione pubblica, la quale può stabilire di non concedere quanto richiesto se ritiene che non ci siano le condizioni. Va però chiarito che la perdurante mancata approvazione del PAT, oggi peraltro fortunatamente superata, non impediva di fatto l'approvazione dei progetti con lo SUA, fondandosi su normativa differente. Con riferimento alla conferenza dei servizi, il ricorso alla conferenza dei servizi è stabilito obbligatoriamente in caso di procedure di variante allo strumento urbanistico, tuttavia nulla impedisce il ricorso, anzi ne è auspicabile, in tutte quelle situazioni laddove la valutazione di un progetto riguardi un numero notevole di soggetti, siano enti che uffici, che sono chiamati ad esprimersi. La prassi insegna tuttavia che non sempre e per svariati motivi il ricorso alla conferenza dei servizi snellisce le procedure e accorcia i tempi.
In ogni caso gli uffici comunali sono a disposizione per valutare caso per caso, in accordo con i professionisti, l'utilità e o la convenienza di ricorrere allo strumento richiamato. Con riferimento infine alle questioni sostanziali legate all'auspicata modifica dei parametri in materia di computo delle superfici utili, si conviene con l'interpellante dell'opportunità di modificare i parametri relativi al computo a fini identificabili di terrazze dei locali situati entro terra. Si fa tuttavia presente che tale opportunità può essere colta solo ora, considerato che fino all'approvazione del PAT non era possibile approvare questa tipologia di variante alle norme tecniche di attuazione per espresso disposto dell'articolo 48 della legge regionale 11 del 2004. Oggi è possibile e l'amministrazione intende valutare positivamente la richiesta. Grazie Sindaco. Diamo ora risposta all'interpellanza presentata sempre dalla civica per il cambiamento Antonio Zanò, alta velocità, relazione al Sindaco. In attesa dell'arrivo del capogruppo Zanò, rispondiamo alla civica all'interpellanza proposta dalla civica Ama Caorle dal titolo interpellanza sul PUA Altanea Brianza, questioni pregiudiziali, relazione al Sindaco. Si dà risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Ama Caorle dal titolo PUA Altanea Brianza, questioni pregiudiziali. L'interpellante pone due questioni pregiudiziali in riferimento al richiamato PUA. In risposta alla prima pregiudiziale si evidenzia che i criteri e le modalità con le quali la società proponente effettuerà la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno regolati secondo un apposito disciplinare di manutenzione delle opere pubbliche che riproduca la prassi comunale in tema di gestione e manutenzione delle opere comunali, da stipularsi prima del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione del primo comparto urbanistico, così come indicato al punto 10.4 dello schema di convenzione del PUA approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 134 del 2013. Per quanto concerne il secondo punto della prima pregiudiziale, si precisa che la manutenzione e la gestione a cui la ditta proponente deve provvedere non rientra tra le fattispecie degli affidamenti a terzi, ma trattasi di uno stretto obbligo giuridico convenzionato tra soggetto proponente e attuatore e il Comune. Il controllo delle spese avverrà per mezzo della presentazione degli elementi giustificativi controllati dall'ufficio preposto e visionabili da chiunque ne dimostri un interesse legittimo. Per quanto riguarda il terzo punto della prima pregiudiziale, ossia il confronto tra quanto il Comune spende per la manutenzione del parco del pescatore e quanto ricava dal beneficio pubblico derivante dalla manutenzione che sarà eseguita a cura e spese della società attuatrice del PUA di Piazzale Colombo, si precisa che simile confronto non è ipotizzabile in quanto il servizio in-house proposto alla Caorle Patrimonio SRL per il parco del pescatore consiste nel semplice sfalcio dell'erba, escluso le potature e la manutenzione straordinaria, mentre il soggetto attuatore del Piazzale Colombo provvede, oltre ai semplici sfalci, anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'area, compresa anche quella lato mare, alla gestione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica, compresi i consumi di energia elettrica e di acqua, alla potatura degli alberi, delle siepe e degli elementi floreali, alle boccature, alle pulizie e alla manutenzione dei marciapiedi, oltre che a sostenere i costi relativi alle correlate polizze fideiussorie ed assicurative. Quindi risulta inveritiera e fuorviante l'affermazione che il Comune paga a se stesso, cioè la Caorle Patrimonio, circa euro 20.000 per la manutenzione di 7.500 metri quadri e paga ai privati euro 25.000 per la manutenzione di 4.500 metri quadrati. Scusate. Al PUA Altanea Brianza sono stati applicati i costi correnti tenendo conto dell'estensione delle aree e della loro disposizione, delle potature ordinarie, dei diserbi e concinazioni periodiche, dei reimpianti, degli impianti di irrigazione e di quant'altro corrente. I costi stimati per la manutenzione del verde, primario e secondario, suddiviso tra verde per istruzione e aree di interesse comune, la cui superficie complessiva somma a metri quadrati 251.247, pari a 25 ettari, 12 aree, 47 centiaree,
e non 30 ettari come riportato nell'interpellanza, ammonta ad euro 253.705,70 per anno e non certo a euro 2.100.000. Computando le aree destinate a viabilità, sottoservizi e parcheggi per complessivi metri quadrati 131.796, quindi arrivando a una superficie totale pubblica di metri quadrati 383.043, la spesa complessiva ammonta a circa 1 milione di euro all'anno, ben al di sotto dei 2.100.000 di euro indicati. In riferimento alla seconda pregiudiziale, le aree e le opere realizzate all'interno di un PUA, una volta collaudate, vengono trasferite al Comune. Da quel momento le stesse saranno oggetto di manutenzione a carico del Comune. Nel caso specifico, poiché si tratta di un'area notevole e di una considerevole volumetria, non è ipotizzabile che la stessa venga realizzata tutta e subito. L'articolo 10 della Convenzione stabilisce che fino alla realizzazione del 50% della volumetria pari a metri cubi 230.000, la manutenzione viene realizzata dal privato opponente. Dopo la realizzazione del 50% della volumetria, la manutenzione sarà svolta dal proponente, ma con oneri posti a carico del Comune attraverso l'utilizzo del cosiddetto contributo extra oneri, nel caso pari a euro 4,5 milioni rivalutato, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione. L'articolo 10.3, sempre della Convenzione, prevede che una volta che sarà esaurito il contributo extra oneri utilizzato per le manutenzioni, la stessa venga posta a carico del Comune di Caorle, sulla base dello stesso principio utilizzato nel corso degli anni in tutte le lottizzazioni, una volta che le stesse sono state ultimate, collaudate e cedute al patrimonio comunale. Poiché si tratta, date le dimensioni non usuali della lottizzazione, di aree ed impianti notevoli, i cui costi inciderebbero fortemente nelle casse comunali, una volta esaurito il contributo extra oneri, si è prevista una clausola di salvaguardia dell'amministrazione. L'articolo 10.3 della Convenzione prevede infatti l'ipotetica possibilità che il Comune possa approvare, se lo ritiene e se in quel futuro vi sarà volontarie condizioni, una variante allo strumento urbanistico per portare la volumetria da 0,156 a 0,2 metri cubi per metro quadrato. Se si verificasse tale ipotesi, la ditta proponente dovrà allora garantire le manutenzioni anche per i successivi ulteriori 30 anni. Ma infine precisato che le modalità di esecuzione delle manutenzioni delle opere pubbliche saranno preventivamente fissate da un disciplinare da stipularsi prima del rilascio del permesso di costruire relativo al primo confronto. Grazie Sindaco. Capogruppo Misto, prego. Sì, grazie per la risposta, buonasera a tutti. Volevo un attimo ricostruire la vicenda di questa interpellanza e i motivi per cui l'ho posta. La delibera di adozione è stata emessa, è stata fatta nella giunta il giorno 13 di agosto e con meraviglioso tempismo pubblicata il giorno stesso. Parallelamente al solito, quando le delibere vengono pubblicate una settimana, 10 giorni dopo la loro stipula. Il giorno dopo, 14, è stato pubblicato il comunicato esistenziale con il quale si informava la cittadinanza che i documenti relativi a quel PUA erano disponibili per i 10 giorni successivi. I 10 giorni successivi erano il 15 di agosto, Ferragosto, il 16 San Rocco erano chiusi gli uffici, il 17 sabato, domenica 18 e via dicendo. Quindi di fatto 5 giorni realmente questi documenti erano realmente visibili ai cittadini. Tuttavia, leggendo anche il comunicato, i riferimenti che esso fa alle leggi mi hanno dato in inganno, perché la legge, ignoranza mia, dice che è stata cambiata, i piani urbanistici non vengono più adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio Comunale, ma vengono approvati anche dalla Giunta, allo stesso dalla Giunta. Per cui avrei aspettato un Consiglio Comunale nel quale aspettavo per proporre le osservazioni in Consiglio Comunale. Le osservazioni non è stato possibile farle proprio perché era scaduto il tempo, per cui ho fatto questa interpellanza.
L'interpellanza è volta, soprattutto a parte del fatto notare che lei ha letto 7.500 metri quadrati, mentre sono 75.000, è una bella differenza e fa la differenza. In ogni caso si tratta di un costo che io ho ipotizzato in base ai due dati che avevo a disposizione, poter variare moltissimo. Il costo, parlo del costo di manutenzione delle aree verdi che il componente cederà al comune. E io ho ipotizzato i due costi che avevo per le mani e si andava da un minimo di 100.000 euro al massimo di 2.100.000 euro. Lei adesso mi dice che saranno circa 1 milione di euro. Questi sono i conti con i dati che avevo alla mano io e non avevo tutti quei riferimenti che lei ha letto adesso, perché nelle convenzioni questo non si ricavano. Dalle convenzioni che abbiamo noi questi dati che lei ha letto non si ricavano. Io ricordo in ogni caso la proposta che le osservazioni che volevo fare io erano queste: è possibile, dato il notevole valore delle aree che mi risulta essere circa 8.300.000, così come le ha quantificate il dirigente, che verranno cedute al comune, usare questa cifra monetizzandola per un'opera pubblica importante, penso a un ponte, penso a una cosa che valga veramente la pena di essere fatta, piuttosto che aree che dopo sono solo un costo vivo per il bilancio del comune. Questa era l'osservazione che avrei fatto e l'ho fatto in base proprio anche a tutti i dati che mi sono stati forniti e che ho potuto leggere e che non sono, per dire la verità, tutti quelli che ha letto lei adesso. Prego, Sindaco. Sì, che i piani urbanistici attuativi siano di competenza della Giunta sono un po' di anni ormai che fanno questo passaggio in adozione, poi passati 30 giorni vanno in approvazione. Nel caso di specie, adesso non ricordo se era il 13 agosto appunto, però la procedura che intercorre il lasso di tempo tra l'adozione della delibera e l'approvazione della delibera è una procedura che si articola in due termini distinti. C'è un primo termine di giorni 10, per cui la delibera è pubblicata all'allocutorio e quindi anche sul sito istituzionale come all'allocutorio del comune, in cui chiunque può prendere visione, e poi in un successivo termine di giorni 20, termine all'interno del quale chiunque che abbia preso visione o non abbia preso visione può presentare delle osservazioni prima che la Giunta vada ad esaminare per la possibile approvazione della delibera. Va detto anche una cosa, perché se una persona nei primi 10 giorni non è in grado di prendere visione della delibera adottata, comunque ha la possibilità ed ha un diritto tipicamente previsto per il consigliere comunale, se esso di maggioranza che di opposizione, di accedere agli uffici, presentare la richiesta e vedere comunque la documentazione. Per cui anche se un consigliere comunale nei primi 10 giorni in cui la delibera adottata però è pubblicata all'operatori non è in grado di vedere la documentazione, anche successivamente, che il termine mi pare piuttosto lungo, che sono ulteriori 20 giorni, ha la possibilità di accedere agli uffici comunali, estrarre la copia anche con urgenza e poi presentare in tempo utile le osservazioni. Per quanto riguarda il discorso della manutenzione a carico del privato prima e del comune poi, mi pare invece che la soluzione adottata dalla Giunta sia una soluzione molto equilibrata, perché da un lato pone a carico del privato proponente e l'utilizzante tutte le manutenzioni la gestione della manutenzione della pubblica eccetera per un periodo di tempo ad oggi indefinito, ma collegato ad un parametro molto chiaro: fino a quando quella grande valorizzazione non sarà sviluppata per almeno il 50% della volumetria, il privato continuerà a sostenere tutti gli oneri sia della pubblica che del verde, e non sono pochi. A raggiungimento del 50% di quella volumetria è previsto che il privato attinga dal contributo extraordinario di 4,5 milioni. Quanto si dovrà andare ancora avanti è dura poi determinarla, però ipotizzo che per altri 5 anni, 10 anni, comunque il privato attingendo l'extraordinario andrà comunque a fare la manutenzione. Successivamente la palla ripassa al comune, perché il comune dovrà decidere, quindi ipotizziamo che una volumetria di questo tipo sia raggiungibile fra 15 anni e che con gli extraordinari ci siano altri 7, fra 22 anni il comune di Caule dovrà decidere se accollarsi la spesa della pubblica e del verde
oppure se dare un aumento dell'indice di edificabilità in termini di quello riferito per potersi garantire ulteriori 30 anni di manutenzione a carico privato, quindi a me sembra sia una buona soluzione. Per quanto riguarda invece l'ultimo passaggio, quello relativo alla possibilità di avere, anziché cessione di aree, sostanzialmente risorse finanziarie, questo implica una modifica della convenzione, per la quale comunque può essere una buona soluzione e si dovrebbe andare a ragionare probabilmente con il privato. Grazie Sindaco. Vista la riunione del gruppo Zanò, diamo ora risposta all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, Alta Velocità. Relazione sempre il Sindaco. Si dà risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica per il cambiamento del titolo Alta Velocità. Con la sottoscrizione dell'intesa generale quadro del 24 ottobre 2003, il governo italiano e la Regione Veneto hanno convenuto di prevedere tra le opere strategiche di cui è la legge 443 del 2001, con finanziamento a carico dello Stato, la realizzazione della nuova linea alta capacità TAC, alta velocità TAV Venezia-Trieste. Successivamente la Regione Veneto ha sottoscritto con RFI, Rete Ferroviaria Italiana SpA, una specifica convenzione in data 18 novembre 2005 che prevedeva che il tracciato della nuova infrastruttura ferroviaria procedesse in parallelo all'autostrada 4 e a sud della stessa dall'interconnessione con la linea storica Quarto d'Altino fino al confine regionale. La Regione Veneto nel corso degli anni ha poi fornito più volte RFI elementi di indirizzo per lo sviluppo della progettazione della tratta veneta della suddetta linea, dapprima con delibera di giunta regionale 1816 del giugno 2006 e poi con delibera di giunta regionale 1083 dell'aprile 2007. Con tali atti amministrativi, per svincolare la realizzazione della terza corsia autostradale sulla 4 dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria, la Regione Veneto ha richiesto a RFI di non prevedere l'affiancamento all'autostrada, dapprima limitatamente alla tratta tra Quarto d'Altino e San Donato di Piave e poi fino al confine regionale su tutta la tratta veneta. In data 17 dicembre 2010, Italfer SpA, per conto di RFI, ha attivato la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e della valutazione di impatto ambientale, con deposito del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale presso i ministeri competenti e le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel periodo di pubblicazione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, sono pervenute numerose osservazioni da parte degli enti locali, di associazioni e di privati cittadini interessati. L'iter di approvazione della via è ancora in corso. Nel frattempo il Governo ha nominato in data 22 giugno 2011 il commissario straordinario per l'asse ferroviario Venezia-Trieste, che è chiamato a svolgere un compito di monitoraggio e coordinamento sulle opere e al quale è attribuita la responsabilità per il corretto andamento dei lavori. Nell'ambito delle sue funzioni, il commissario straordinario ha verificato la possibilità dell'esistenza di soluzioni alternative al tracciato proposto da RFI, a seguito delle numerose osservazioni pervenute da parte degli enti locali, delle associazioni e dei privati. A tal fine è stata individuata una possibile alternativa progettuale in affiancamento alla linea ferroviaria esistente. Il Consiglio Comunale di Caorle, nella seduta del 21 dicembre 2010, con atto consiliare numero 84 del registro delle delibere, ha discusso un ordine del giorno presentato dall'allora capogruppo Favaro che mirava a fornire alla Regione Veneto e al Ministero competente un orientamento contrario alla realizzazione del tracciato basso. Il punto all'ordine del giorno viene tuttavia allora cassato sulla scorta della motivazione che non era stato ancora raggiunto un verosimile grado di progettazione o fattibilità tale da poter valutare quale fosse la miglior soluzione proposta tra le possibili. In recente conferenza dei sindaci, i primi cittadini del Veneto orientale, compreso il sindaco di Caorle, hanno ritenuto di abbandonare ogni ipotesi di tracciato basso. La stessa Regione Veneto, con deliberazione di giunta regionale 1808 del 3 ottobre 2013, pubblicata sul numero 88 del 18 ottobre 2013, ha pure definitivamente abbandonato l'ipotesi del tracciato basso, richiedendo a RFI che la progettazione della TAV-TAC venga effettuata in affiancamento all'attuale linea ferroviaria Venezia-Trieste, ponendo particolare attenzione
al tratto di attraversamento dei centri abitati, poiché richiesto al sindaco, questo sindaco ritiene che la TAC è una grande opportunità per il nord Italia e in particolare per il nord-est, perché potrà consentire di ridurre il ritardo infrastrutturale del nostro territorio, collocandosi come grande infrastruttura che corre sui due corridoi europei, quello del Baltico-Adriatico e quello della Lisbona-Kiev, con il positivo risultato di un notevole potenziamento dell'economia turistica e non del nostro territorio. Si parla infatti di un quadruplicamento della capacità di trasporto previsto nel 2030. E tuttavia l'opera va realizzata con il minor disagio possibile per il territorio, ossia dovrà trovare attuazione nel tracciato meno impattante, per la necessità di tutelare e preservare certi valori assoluti che non hanno colore politico, quali il minor consumo del suolo, la salvaguardia del territorio, la difesa del paesaggio, la sostenibilità ambientale, valori che devono essere fatti propri da tutte le amministrazioni comunali e sovracomunali. Che alla luce di tali valori l'opera va realizzata quindi attraverso il potenziamento delle infrastrutture già esistenti. Rimangono peraltro al momento alcune incertezze, in conseguenza delle quali non è possibile ragionare oggi su soluzioni diverse, in assenza di studi di fattibilità o progetti preliminari da parte di RFI su tracciati alternativi rispetto al cassato tracciato basso. È pertanto opportuno che la tematica sia riaffrontata da questo Consiglio Comunale non appena vi saranno delle proposte alternative che abbiano un certo grado di approfondimento e di sostanza. Grazie Sindaco. Passiamo ora al secondo punto. Nominiamo intanto gli scrutatori, Bernini, Portoluzzo e Giro. Passiamo ora al secondo punto ordine del giorno. Uscita da Piave Servizi SCRL mediante recesso consensuale dalle compagine sociali dai relativi atti regolanti il rapporto di direzione e coordinamento dell'omonimo gruppo contrattuale affidatario del servizio idrico integrato. Relazione al Sindaco. Con deliberazione di giunta regionale numero 856 del 4 giugno 2013, la Regione Veneto ha approvato la proposta di variazione della perimetrazione degli ATO del servizio idrico integrato Laguna di Venezia e Veneto Orientale, pervenuta dai comuni soci della società ASI SPA, facente parte del gruppo contrattuale per i servizi. L'approvazione della proposta formulata da tali comuni, tra cui anche il nostro, è stata disposta in coerenza con il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare Regionale e in attuazione di quanto disposto in materia dalla legge regionale numero 17 del 2012. In particolare, con la suddetta deliberazione di giunta regionale, oltre all'approvazione della variazione della delimitazione territoriale dei due ATO, viene anche disposto il trasferimento dei comuni soci di ASI SPA da lato Veneto Orientale al lato Laguna di Venezia e modificato di conseguenza l'elenco dei comuni relativi ai due ATO interessati. Con successiva deliberazione del 20 settembre 2013 del Consiglio di Bacino Veneto Orientale si è preso atto del trasferimento dei comuni di Cauda, Ceggia, Cessalco, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Sannoma di Piave, Torre di Mosto e Zensone di Piave da lato Veneto Orientale al lato Laguna di Venezia, rideterminando così le quote rappresentate dai restanti comuni. Si è preso altresì atto con la medesima deliberazione della deliberazione assunta il 26 luglio 2013 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, che ha condizionato il perfezionamento della suddetta modifica dei confini del proprio atto con l'ingresso degli 11 comuni richiamati, all'approvazione della Convenzione del Consiglio di Bacino dei rispettivi consigli comunali degli 11 comuni in questione. Per il comune di Cavle tale approvazione è intervenuta in data 25 novembre 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 79. Ugualmente la deliberazione del Consiglio di Bacino Veneto Orientale sopra richiamata esplicherà i propri effetti operativi contestualmente al verificarsi della condizione posta dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. La modifica intervenuta riguarda da un lato lo stesso atto Veneto Orientale affidante il servizio idrico integrato e dall'altro lato il gestore affidatario Piave Servizi, società cooperativa a responsabilità limitata, e le società operative facenti parte del gruppo contrattuale Piave Servizi. Per quanto riguarda il suddetto trasferimento di atto, il Comune di Cavle ha già deliberato in merito con la delibera citata del numero 79 del 25 novembre 2013. Per quanto riguarda invece gli effetti sul gestore Piave Servizi, affidatario del servizio,
il recesso dei comuni soci della società operativa Asia SPA dalla compagine sociale della stessa Piave Servizi, conseguente alle deliberazioni regionali e di bacino sopra richiamate, è consentita ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto di Piave Servizi per concorde volontà dei soci, e cioè nella versione dello Statuto attualmente vigente all'unanimità dei soci di Piave Servizi. Peraltro, a seguito dei suddetti provvedimenti regionali di bacino, il consenso di recesso da parte degli altri comuni soci di Piave Servizi risulta essere un atto dovuto, così come le conseguenti modifiche statutarie di Piave Servizi e il recesso dei relativi atti collegati, compreso il correlato patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi e il patto parasociale tra i comuni soci di Asia SPA, entrambi funzionali all'esercizio della direzione e coordinamento dei Piave Servizi nei confronti di ASI, specificatamente regolata dal relativo contratto di direzione e coordinamento. Nell'attuale versione dello Statuto, il recesso dei comuni soci di ASI da Piave Servizi comporta l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'articolo 2609 del Codice Civile e dei sensi del citato articolo 11 dello Statuto di Piave Servizi, mentre il rimborso delle quote a favore dei comuni recedenti viene eseguito ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile richiamato all'articolo 9 dello Statuto di Piave Servizi, e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale. In base al bilancio 2012, ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto di Piave Servizi coincide con il capitale sociale nominale, essendo essa una società consortile. Le due previsioni statutarie citate si possono tra loro coordinare, quindi, provvedendo al rimborso da parte di Piave Servizi del capitale sociale nominale ai comuni recedenti, mediante riduzione del capitale sociale, con conseguente accrescimento delle quote di partecipazione dei comuni soci superstiti sul capitale sociale residuo. Ugualmente, per il recesso dei comuni recedenti del Piave Servizi dei patti parasociali esistenti in Piave Servizi in ASI, nonché per il recesso della stessa ASI dal contratto di direzione e coordinamento, è necessario il consenso comune di tutti i soggetti interessati. Pertanto, con la presente deliberazione si propone di approvare il recesso del comune di Caorle, titolare di una quota societaria pari a euro 1.950 nominali da Piave Servizi, conseguente alle deliberazioni regionali di bacino sopra richiamate in premessa, come consentito dallo Statuto Sociale di Piave Servizi, articolo 11, nel concorde volontà dei soci. Nell'attuale versione dello Statuto, il recesso dei comuni soci di ASI, e quindi anche del nostro comune, comporterà l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'articolo 2609 del Codice Civile, mentre il rimborso verrà eseguito ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile, e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale in base al bilancio del 2012, ultimo bilancio approvato. Il patrimonio netto di Piave Servizi coincide con il capitale sociale nominale, essendo essa società consortile. Il rimborso del capitale sociale nominale di euro 1.950 conseguente al recesso avrà luogo mediante la riduzione del capitale sociale e il rimborso al Comune di Caorle di tale quota nominale di partecipazione da parte della stessa Piave Servizi, con conseguente accrescimento delle quote di partecipazione degli altri comuni soci superstiti di Piave Servizi sul capitale sociale residuo. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale di Piave Servizi, il rimborso della quota sociale di partecipazione sarà eseguito da Piave Servizi con le modalità e nei limiti di cui l'articolo 2473 del Codice Civile, cioè entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Inoltre, per quanto sopra detto, si rende necessario provvedere al recesso consensuale del Comune di Caorle del patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi, sottoscritto in data 14 dicembre 2006, come modificato in data 17 novembre 2007, funzionale all'esercizio della direzione e coordinamento dei Piave Servizi nei confronti di ASI SPA, oltre che autorizzare ASI SPA a ricevere consensualmente dal suddetto contratto di direzione e coordinamento sottoscritto in data 18 gennaio 2007, motivando in relazione alle modifiche intervenute a seguito del trasferimento dei comuni soci di ASI dall'atto Veneto Orientale all'atto Laguna di Venezia. Tanto premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il recesso del Comune di Caorle, titolare di una quota societaria pari a euro 1.950 nominali da Piave Servizi, conseguente alle deliberazioni regionali di bacino sopra richiamate in premessa, come consentito dallo Statuto Sociale di Piave Servizi, articolo 11, per concorde volontà dei soci.
Nell'attuale versione dello Statuto il recesso dei comuni soci di ASI, quindi anche del nostro comune, comporterà l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'articolo 2609 del Codice Civile, mentre il rimborso verrà eseguito ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile, e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale in base al bilancio 2012, ultimo bilancio approvato. Il rimborso del capitale sociale nominale di euro 1950 conseguente al recesso avrà luogo mediante riduzione del capitale sociale e rimborso al comune di Caorle di tale quota nominale di partecipazione da parte della stessa Piave Servizi, con conseguente accrescimento delle quote di partecipazione degli altri comuni soci superstiti di Piave Servizi sul capitale sociale residuo. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale di Piave Servizi, il rimborso della quota sociale di partecipazione sarà eseguito da Piave Servizi con le modalità e i limiti di quell'articolo 2473 del Codice Civile, e cioè entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Di provvedere al recesso consensuale del Comune di Caorle in conseguenza di quanto deliberato nel precedente punto 1 dal patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi sottoscritto in data 14 dicembre 2006, come modificato in data 17 novembre 2007, funzionale all'esercizio della direzione e coordinamento di Piave Servizi nei confronti di ASI SPA. Di autorizzare ASI SPA a recedere consensualmente dal suddetto contratto di direzione e coordinamento sottoscritto in data 18 gennaio 2007, motivando in relazione alle modifiche intervenute a seguito del trasferimento dei comuni di soci di ASI SPA dall'atto Veneto Orientale all'atto Laguna di Venezia. Di provvedere alla formale comunicazione del recesso ora deliberato alla società Piave Servizi per i provvedimenti inerenti e conseguenti e al fine di ottenere il previsto consenso degli altri comuni soci di Piave Servizi, nonché di autorizzare ASI SPA ad effettuare le conseguenti comunicazioni a Piave Servizi e alle società operative SISP SRL e SILE Piave SPA di recesso consensuale dal contratto di direzione e coordinamento per i provvedimenti inerenti e conseguenti e al fine di ottenere il previsto consenso delle altre società partecipanti al gruppo Piave Servizi. Di autorizzare ASI SPA ad approvare le modifiche statutarie inerenti e conseguenti a quanto sopra deliberato, di approvare l'attribuzione dei necessari poteri all'ingegnere Enzo Lazzarini in qualità di dirigente del settore servizi tecnici per l'espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare esecuzione alla presente deliberazione. Grazie Sindaco. Sono interventi? Capogruppo Rinfredo. Grazie Presidente, buonasera. Fondamentalmente ci troviamo di fronte ad una delibera tecnica, posto in considerato che ormai il suo comune, in precedente delibera di Consiglio Comunale,